perché la raccolta dati, la ricerca di informazioni, la ricerca di materiali per costituire un'opera così importante rappresenta un grande segno di amore per l'Udinese Calcio. E il compito nostro è quello di preparare altre pagine importanti per i prossimi anni, a cominciare già da oggi. Grazie a tutti. Grazie al direttore Franco Collavino. Allora, il presidente Zalina ha parlato di grandi campioni, non posso che salutare chi è qui con noi: Franco Caso, Alessandro Calori, il grandissimo Paolino Poggi, Aurelio Bentotto e Marzio Amoroso, tutti grandissimi ex calciatori che hanno contribuito a scrivere pagine di storia dell'Udinese, pagine di storia che sono tutte racchiuse in questo almanacco, perché in questo almanacco ci sono 122 anni di storia. La 123esima annata è quella in corso, ci sono le ultime 24 di Serie A, ci sono gli albori, ci sono i momenti difficili, ci sono i momenti felici. Io volevo iniziare subito con Antonello Schiavello. Intanto raccontaci un po' la tua storia. Tu sei un friulano, non risiedi nella nostra regione per ragioni d'amore, come hai detto prima. Raccontaci come è scoccata la scintilla per l'Udinese e come sei riuscita a tenerla viva nel tempo. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare tutti i qui presenti perché mi hanno mangiato della loro amicizia e mi auguro che questo libro gli dia la stessa gioia nel leggerlo come l'abbiamo avuta io e Carlo nello scrivere. Poi vorrei ringraziare i miei amici dell'Udinese perché la storia l'hanno scritta loro, noi l'abbiamo solo riportata nero su bianco e quindi il mio grazie è proprio il più profondo. E inoltre vorrei ringraziare anche gli amici dell'Udinese Club e dell'associazione Luca Onlus perché come sapete ormai ho deciso di devolvere la parte mia in qualità di coautore all'associazione. Io nel mio piccolo cerco di entrare nella storia dell'Udinese con questo libro e voi cercate di entrare nella storia della vita perché questa è la cosa più importante. Grazie Antonello.